Signore e signori, buonasera, benvenuti dal palazzo di Cadolfin in Bassano, giornata numero 10 del campionato di Serie A in pista Lubrocher Bassano nella tradizionale casacca giallorossa, opposto al CGC Viareggio che schiera la consueta tenuta bianconera. E allora andiamo subito con quelle che sono le formazioni in pista, le distinte, come dire, ufficiali delle due squadre, cominciando dal CGC Viareggio che schiera col numero 17 tra i pali il portierissimo Pablo Gomez, poi col 5 Nicolò Puccinelli, vice capitano, il 9 l'ex di lusso, il bomberissimo Samuele Muglia, il 21 Federico Correa, l'11 Romeo Danna, capitano, il numero 7 Liam Rosi, il 37 Alex Raffaelli, l'8 Elia Cinquini, l'1 Luca Lombardi, portiere di scorta è Emiliano Torre, il coach è il monumento, la leggenda Alessandro Cupisti. Per quanto concerne Lubrocher Bassano, il numero 4 è Gerard Riba, il 5 Alberto Postato, il 7 Mattia Baggio, il 9 vice capitano Ivo Silva, il 50 portiere di scorta Francesco Girardi, il 17 Nicolas Barbieri, il 18 Julian Tamborindegui, il 55 Joan Galbas, il 58 Andrea Scucato capitano, l'85 portiere prescelto e designato Mattia Verona. Il coach è anche qua ex di lusso, il Viareggina Alessandro Bertolucci, oggi di stanza a Bassano, è un tecnico che gioca contro il suo passato. Ricordiamo che Ale Bertolucci a Viareggio ha vinto lo scudetto, ha vinto da giocatore la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, una annata memorabile. Gli arbitri dell'incontro sono Alfonso Rago di Bari e Aid di Breganze, coppia arbitrale. Per quanto riguarda invece le due formazioni, ricordiamo Bassano è stato letteralmente, è tuttora tormentato da questioni di infermeria. In settimana si è fermato, l'avete visto in formazione, Andrea Scucato, il capitano, per un risentimento alla coscia, la coscia che l'ha tormentato letteralmente la scorsa stagione, doppio strappo muscolare con recidiva, quindi stagione andata amabilmente a pallino. E per quanto concerne appunto Scucato, è stato sottoposto a ecografia che ha verificato un problemino, ma non si capisce l'entità del problemino. Lui ha lavorato in maniera blanda in settimana, non può forzare, è stato messo in panchina, ma non è a scartamento ridotto, ancora di più, e quindi proverà forse a giocare soltanto in caso di strettissima necessità. Bassano che gli sono capitate di tutte, tanto che il coach Ale Bertolucci alla vigilia ha detto: io da quando faccio l'allenatore, non proprio dall'altro ieri, non mi è mai capitato una situazione così complicata nella gestione degli infortuni, con malanni di ogni tipo, si può dire sfighe assortite. Però bisogna adesso tenere duro, sperando che si tratti domani o massimo martedì, il giocatore verrà sottoposto a risonanza magnetica per fare piena chiarezza sull'entità dell'infortunio, nell'auspicio ovviamente che Bassano possa recuperarli in tempo tra 10 giorni per il duello importante e fondamentale, lo sono poi tutti, in infrasettimanale, in posticipo a Sardana del 18 dicembre. Vediamo adesso quelli che sono i quintetti prescelti in pista. Bassano sicuramente schiererà Verona, Galba, Sivo Silva, Riba e crediamo Postato, con Scucato appunto ammaccato. Vediamo invece quali saranno le scelte di Scoglio Cupisti davanti al portierissimo Gomez, che è un valore aggiunto di questa squadra. Sta facendo una gara più bella dell'altra, più affidabile dell'altra, un portierone pescato con merito dal club versigliese, a cui bisogna dare assolutamente merito. Poi gli altri giocatori, crediamo, si tratta ovviamente di Liam Rosi, il giocatore che ogni volta che lo vedo a me ricorda vagamente Pujol, il terzino storico del Barcellona. E poi c'è Romeo Danna che è pronto a
essere schierato anche lui. Beh, in ogni caso, allora, il Viareggio è una matricola che ha impattato benissimo la stagione, ha toppato una sola gara, questa in tutto il campionato, e l'ha toppata col Giovinazzo, ma sono cose che possono succedere anche perché poi il Giovinazzo ne ha date 7 al Sarzani. Intanto è pronto a battere proprio Romeo Danna. È squadra che punta alla salvezza il più in fretta possibile, magari a entrare nell'orbita, chissà, playoff, insomma, comunque a salvarsi il più celermente possibile. Fino adesso Viareggio sta facendo non bene, insomma, molto bene, ha sfiorato un clamoroso pari in casa, attenzione, subito offensiva la squadra del CGC, un clamoroso pari con una partita sublime, l'ho vista, ma impressionato, contro Trissino, partita straordinaria, la migliore fatta dal Viareggio che avrebbe ampiamente meritato il pari in quella circostanza. Adesso vediamo pallina manovrata da Galbas, Ivo Silva che chiama in causa Riba, marcato proprio da Danna. Galbas nella circostanza è schermato da Liam Rosi. Laia Rosi che appunto è insieme in pista, insieme a Gomez, insieme a Cinquini, insieme a Romeo Danna. E insieme a Luca Lombardi che è stato preferito nello starting final line-up di partenza a Samuele Muglia, che è appunto il grande ex, il giocatore che qua ha lasciato comunque un buonissimo ricordo, perché è un combattente nato con in più il talento. Poi bisogna stare attenti in fase di telecronaca, altrimenti l'ottimo Pardini, che è il più grande conoscitore dell'hockey italiano e non solo, mi potrebbe castigare mettendomi dietro la lavagna a ginocchioni sopra i ceci. Si scherza, ma è solo per ricordare la smisurata conoscenza di tutto, di regolamenti, di giocatori, di qualunque cosa riguardi lo scibile hockeyistico di Paolo Pardini. E dicevamo appunto di una classifica che Bassano vuole rimpinguare. L'obiettivo dichiarato dei giallorossi dell'Ubroker quest'anno è arrivare quinti o comunque tra le prime 5. Quinto Bassano c'è già, vincendo stasera agguanterebbe il quarto posto, certo in coabitazione col Follonica, ma intanto è quarto posto, e vista la serie di malanni e giocatori ammaccati sarebbe stata assolutamente prevista un'escalation del genere. Bassano che ha vinto 5 delle ultime 6 gare, e Viareggio che, ripeto, a parte l'inopinato capitombolo col Giovinazzo, ha fatto fino in fondo il suo dovere. Ricordo una scorreria straordinaria a Grosseta, anche in maniera netta. Quindi squadra che ha già un'identità, al quale ha dato subito un'identità proprio cupisti. Attenzione Pozzato, poi Riba, e bravo Gomez, ancora Riba, prima offensiva degna di tal nome sull'asse Pozzato-Riba, si è opposto Gomez, e adesso prova a ripartire Luca Lombardi. Sul pressing di Pozzato interviene in soccorso Liam Rosi, e quindi è pronto a intervenire Elia Cinquini, giocatore che ha una lecca poderosa da fuori, se gli si dà mezzo metro di spazio è capace di essere implacabile e non perdonare. Ivo Silva, coach Ale Bertolucci alla vigilia ha detto: questo è un match che Bassano deve provare ad agguantare di riffo di raffa, ormai fino alla sfida, fino al giro di boa bisogna pensare a essere pratici, non cercare per forza lo spettacolo a tutti i costi, perché poi c'è la qualificazione in Coppa Italia in ballo, c'è il miglior ranking e il miglior piazzamento in griglia. Capibile il ragionamento di Bertolucci con la rasoiata ancora di Riba, partita già subito zeppa di contatti, fisica
mediamente nervosa, nessuna scorrettezza, ma giocati 3 minuti e 31 secondi, un fallo a testa. C'è adesso il conciliabolo tra Alfonso Rago e Capitan Danna. C'è soprattutto un time out chiesto da Viareggio. Match sicuramente incerto, ma perché l'hockey di Serie A, che forse qualcuno bistratta anche troppo e in maniera fuori luogo, bisogna vedere, l'hockey di Serie A è estremamente equilibrato, quindi salvo il Trissino, che per certi versi in Italia è ingiocabile, salvo il Trissino, che poi ha dimostrato Viareggio, ma anche lo stesso Bassano alla prima giornata può faticare se non è in grande condizione fisica, atletica e mentale. Salvo il Trissino, le partite sono equilibratissime tutte. Abbiamo visto, penso, il Sardana che va a pareggiare sul campo del forte campione d'Italia, ma per dirne una, Viareggio che va a fare i propri comodi sportivamente parlando a Grosseto, quindi ogni match è incerto, non è un modo di dire. Io dico sempre che preferisco quest'hockey più tirato all'hockey anche di 30-35 anni fa, dove sì, c'erano molti più campioni, ma molte gare erano segnate, cioè le prime non avevano problemi a battere di 10 gol le ultime, insomma, ecco. Adesso questo non accade più. Poi siamo tutti d'accordo, c'erano fior di fuori classe che valevano da solo il prezzo del biglietto, però io preferisco gare tirate sempre e comunque. Si riparte. Ivo Silva, attenzione, possibilità, e ancora in qualche maniera su Galbas, no, su Pinco Palla, Gomez ci mette una pezza. Bassano che vuole tenere il pallino, già che c'è anche la pallina. Pozzato, chiaro che adesso avrà rotazioni ridotte Bertolucci, stangata di Pozzato. Io dico sempre che adesso di fronte a certi missili, se la pallina si impenna, ti prende addosso, fa tanto male. E non sto parlando del portiere, ovviamente. Ancora il gioco dentro fuori di Bassano. Riba! Ancora una sassata, ma ha un mirabile senso del piazzamento Gomez, che già lo scorso anno ha dimostrato di essere portiere di levatura totale. Peraltro sempre il buon Pardini ce l'aveva segnalato molto prima degli altri. Nel frattempo c'è una giocata a spalle alla porta di Galbas, mentre le due curve, perché c'è una discreta, più che ragguardevole rappresentanza anche da Viareggio, e le due curve hanno acceso subito la passione. La curva di casa ha dimostrato nel tempo, non solo quest'anno, di essere vicinissima alla squadra, e non tanto adesso, perché vabbè, le trasferte loro ci sono sempre, ma l'ha dimostrato lo scorso anno in periodi di magra, quando la situazione era decisamente grama. Loro non sono sempre stati presenti in qualunque trasferta, anche la più lontana, loro c'erano, ed è lì che si apprezza l'attaccamento. E ancora al contrasto, Pozzato prova ad andare in pressing sul controllore diretto, sassata dalla lunga, addomestica in qualche maniera Mattia Verona. È chiaro che è un match che dopo quasi 7 minuti è inchiodato sullo 0-0, c'è equilibrio di risultato. Bassano è stato più incisivo in fase offensiva, con un paio di opportunità golose.
Attenzione, possibilità di controtempo da parte di Viareggio. In qualche maniera ci ha messo una pezza l'onnipresente, onnisciente Galbas. Riba il gol! Il gol di Gerard Riba, una giocata delle sue per questo ventenne che secondo me è stato il miglior investimento estivo del Bassano, oltre ovviamente a Galbas, ma Galbas lo conoscevano tutti. 6,38, guardate, per la regia di Alessandro Lago viene apprezzata nel replay questa giocata assolutamente zuccherina di Gerard Riba. 1-0, ha schiodato la faccenda Gerard Riba, e diciamo questo ventenne scuola Reus Deportivo, se non erro, vado adesso a memoria, pescato quest'estate, giocatore che ha una fisicità straordinaria ma anche tocco raffinato e ha margini di miglioramento infiniti. In prospettiva in assoluto il giocatore più forte adesso, proprio su Gerard Riba, ha dovuto palesarsi in tutta la sua qualità, il suo magistero. Gomez che sta tenendo più che mai in piedi Viareggio, perché Bassano ha alzato i giri del motore in termini di occasioni. Si riprova Ivo Silva dalla lunga. Liam Rosi prova un po' a far rifiatare i suoi, a concedere possesso. Bassano è molto aggressivo in pressione, che è un marchio di fabbrica delle squadre di Bertolucci. Attenzione, e guardate ancora Gomez si oppone a Ivo Silva. Poteva essere una chance golosa per scavare un piccolo fossato. Missile ribattuto da parte di Viareggio. Viareggio è una piazza storica dell'hockey che è tornata esattamente dove le compete. L'hockey pista è un movimento che per la sua salute ha necessità vitale di avere appunto certe piazze storiche, quindi Viareggio, quindi Novara, quindi magari più avanti tra qualche anno Vercelli, magari di nuovo qualche importante realtà del sud, da Salerno a Matera piuttosto che Molfetta, dico, oppure anche altri club storici, cito Modena, cito Scandiano, Correggio, piazze che in Serie A, nella massima serie, farebbero la loro figura, ma potrei dire Trieste, ce ne sono mille davvero, perché altrimenti dopo questo diventa una realtà prevalentemente veneta-toscana, cioè un movimento veneto-toscano, e allora poi è complicato venderlo come prodotto inteso a livello nazionale. C'è la rubata di Riba, poi cerca il sostegno in appoggio del compagno. Attenzione, Pozzato, è entrato anche nel frattempo Tamborindegui, gran botta sul palo opposto di Galbas. Sono rimasto un attimo in silenzio, ma in realtà è rimasto a bocca aperta per vedere la facilità e la semplicità con cui Gomez ha ammortizzato il colpo. Era un tiro indirizzato sotto l'incrocio, leggibile per l'amor del cielo, però Gomez non ha fatto una piega e senza effetti speciali ha rispedito al mittente la minaccia. Almeno un paio di interventi, è entrato anche Barbieri a
allargare le rotazioni di Bertolucci. Botte di Tamborindegui a fil di palo, ancora Galbas sto giro. Adesso si attende di recuperare la pallina. L'arbitro Rago intanto ha chiesto al tavolo la pallina di scorta, perché altrimenti si va alle calende greche. Barbieri e Tamborindegui sulla sfera. Barbieri l'ha girata fuori misura, c'è stata una deviazione. E ancora una seconda pallina che sparisce nei meandri. Questo accade quando ci sono spazi smisurati, come nel tempio qua di Cadolfin, che è il palazzetto più grande per l'hockey in Italia. Basti pensare che è omologato per 3.800 posti a sedere e che ad esempio ancora una sassata, una rasoiata dalla lunga, deviata, la pallina ha lambito il montante alla sinistra di Gomez. Palazzetto che nel 2007 per la finalissima, non la finale, la finalissima di Champions League, Eurolega di allora, Bassano-Barcellona radunò sotto queste volte oltre 5.200 paganti, che resta il record dell'hockey moderno in Italia. Oltre 5.200 paganti. È entrato anche Samuele Muglia nel Viareggio e qua gioca la carta, gioca il proprio asso con la inconfondibile fascetta. È un rapace del gol, un giocatore tra l'altro di grande dimensione caratteriale, Muglia. Tamborindegui. Adesso è chiaro che nel Bassano l'assenza di Scuccato dovrà essere surrogata da un rendimento superiore da parte di... E Barbieri non riesce a concretizzare un'opportunità con la pallina che era rimasta lì. E sono già almeno 2 palline davanti al portiere che Bassano non ha saputo concretizzare. Il gol! E ha segnato Joan Galbas, una fucilata delle sue, minuto 11:53. Joan Galbas ha piazzato la botta del 2-0 che di fatto legittima la superiorità vista fino a questo momento del Bassano, che ha creato occasioni a nastro e potrebbe consentire adesso una differente gestione del match, perché adesso vorrà rientrare in partita al più presto Viareggio e potrebbe prendersi fatalmente qualche rischio e Bassano avere qualche spazio in più a disposizione, ovvio. E infatti c'è un time out chiesto adesso da Lubrocher Bassano. È evidente che coach Ale Bertolucci vuole parlare con i suoi, presumo che non dico che voglia congelare i ritmi, ma chiederà un diverso atteggiamento difensivo, magari più propenso ad aggredire più basso e a cercare spazi in controtempo, cioè vuol fare scoprire
di più la formazione del CGC. Chiaro, è una mia personalissima chiave di lettura, non voglio avventurarmi oltre, però guardate appunto il numero di occasioni. Gomez in almeno due occasioni su Ilve, su Barbieri e una volta anche su Galbas ha opposto fiera e apprezzabile resistenza. Poi ecco il 2-0, guardate qua appunto su Barbieri, le reti segnate da Riba e Galbas. Bassano ha necessità come il pane di mettere punti su punti in classifica dopo un inizio costellato veramente da infortuni di ogni tipo. Viareggio invece deve offrire una prestazione robusta per dimostrare sul piano proprio temperamentale di essersi lasciata alle spalle il fuoripista col Giovinazzo. C'è stato adesso una pallina che ha ballato sulla linea, l'arbitro Hyde non ha avuto dubbi, era piazzato dietro la porta, col Viareggio che reclamava, e attenzione, vediamo cosa succede. Muglia e Pozzato, c'è il blu a Muglia, Pozzato dice a Galba sì, mi ha preso. Sono finiti per terra in tre. L'arbitro Rago era a un passo. E entra Riba appositamente per battere la punizione. Vediamo Riba contro Gomez. Bassano era reduce fino alla settimana scorsa, erano 0 su 8. Poi a Monza è andato un po' meglio. E Riba ha preso il palo, ci pare. Adesso vediamo, Riba, palo. Sì, la pallina è danzata sul palo e l'ha respinta. E adesso diciamo la maledizione delle punizioni di tiri diretti che si era infranta finalmente sabato scorso a Monza ha ripreso in questo momento con un palo, nonostante Riba avesse fatto 2 reti a Monza. Adesso però c'è il power play che Bassano deve provare a far fruttare. Vediamo la superiorità numerica. Incredibile, ha rischiato Bassano di incassare la rete in contropiede, è stato molto bravo Mattia Verona, un portiere che sta progressivamente crescendo di rendimento, ha 27 anni e sta esprimendo il valore di cui era sempre stato accreditato. Credo che avesse solo bisogno di fiducia e sentirsi coinvolto in un programma, perché l'abusatissimo progetto lo lascio ad altri, in un programma che lo vedesse appunto protagonista dall'inizio alla fine. Ancora tiro da fuori, se n'è andato il primo dei 2 minuti di power play di Bassano. E adesso c'è il time out chiesto da Viareggio e Cupisti che prova a dare 2 dritte ai suoi. Tanto rivediamo il gol del 2-0 di Galbas.
vediamo i momenti salienti. Qui proprio il tiro che ha colpito il palo e poi ha sventato Gomez. E adesso c'era circa un minuto ancora di superiorità per Bassano. Riba, e anche qua è stato iellato Tamborindegui, che va detto ha preso una pallina carambolata tra traversa e linea. Tamborindegui ha una voglia matta di segnare, è passato a un ruolo da stella assoluta a Monza, a un ruolo da gregario di lusso qui, ha segnato un gol importante col Forte dei Marmi, anche se illusorio, vorrebbe sbloccarsi ancora. Ed è tornata alla parità numerica, non ha saputo finalizzare il power play la formazione giallorossa. E adesso possibilità di ripartenza per Viareggio. Attenzione, i falli sono 5 per Bassano e 4 per Viareggio. È pronto a entrare anche Mattia Baggio, quindi questa è la conferma che Scucato è solo a referto. Attenzione, Tamborindegui ancora, non deve vedere il gol come un'ossessione. Galbas chiama Tamborindegui, Barbieri, azione ben congegnata, poi non si riesce a trovare l'intesa e anche il coronamento sotto porta, con Baggio praticamente nella posizione del pivot. Il fallo numero 6 messo da Baggio in questo caso. È entrato Lion Rosi per Raffaelli. Recupero di voglia ed energia da parte di Tamborindegui, poi la pallina l'ha persa Galbas, la recupera Barbieri che scambia con Galbas, la riceve di ritorno, quindi Galbas ancora. Ancora Barbieri, postato, anzi Baggio, scusate. 7:29 da giocare in questo primo tempo. 2-0 Bassani in virtù delle reti di Riba e Galbas, poi Riba non è riuscita a concretizzare, attenzione, pallina persa, poi però sciupa un po' davanti a Verona, ci riprova, errore ampiamente rivedibile da parte di Mura. E adesso viene fischiato, crediamo, il 6 falli Bassano, 5 Viareggio fino a questo momento.
Chiede Verona un break per, immagino, pulire la visiera e sistemarsi. Si ha possesso Bassano, 6,53 al termine. Bassano Broker si è un po' placato dopo il 2-0 e dopo soprattutto il mancato 3-0. Rientra Ivo Silva per Barbieri. Tamborindegui. Ancora Tambo che cerca a tutti i costi comunque il successo personale, ne ha bisogno proprio per sbloccarsi. Se penso i gol che ha segnato qua Bassani in maglia Monza, perdo il conto. Tra andata e ritorno ogni sfida con i Brianzoli era punteggiata dalle sue marcature. Qua deve ritagliarsi un ruolo appunto meno da primatore. Si prova anche in questo momento con un bellissimo scambio con Ivo Silva da dietro la gabbia. E si vede che è un ragazzo che, ripeto, ha una voglia smisurata di lasciare il segno, specie qua al Palazzo. Esce adesso Tamborindegui, rientra Riba. Viene dato intanto un warming, adesso tramutato in cartellino giallo per proteste alla panchina del Viareggio. E possesso appunto giallo-rosso, Bassano che controlla, cerca l'occasione propizia per toccare quota 3, ci ha provato direttamente da centrocampo Riba che aveva fatto un gol simile a Monza, anzi ancora più lontano. E adesso possesso bianconero. Rosi. Viareggio che prova a farsi più pericoloso, più incisivo, più presente sotto porta, anche se poi perde pallina un po' banalmente. Ivo Silva. Baggio sul più bello non riesce poi a trovare la strada per la rete. Ivo Silva alza il ritmo dei suoi. Galbas. Ancora giocata lussuosa di Galbas che poi esce dal groviglio con la pallina sulla stecca, apprezzabilissima. Ancora Galbas, finta al tiro, scambia con Ivo Silva. Prova l'assistenza Riba. E adesso torna a manovrare la formazione versigliese. Giro palla Viareggino. Partita che si è un po' impantanata dopo il 2-0 di Bassano e il Viareggio ha preso coraggio. Va via Galbas, Ivo Silva in ripartenza.
poi opta per una gestione più oculata Ivo Silva. Baggio dietro porta. Riba prova ad andare via sul primo passo, poi cerca il compagno libero a cui affidare il controllo della sfera, Ivo Silva. Pozzato perde la pallina, attenzione, e trova il gol su una pallina persa da Pozzato. Bel gol di Lombardi che riapre i giochi. 22-01. Lombardi ruba pallina a Pozzato e riapre una partita che fino a questo momento era in totale controllo Bassano. Presumo che questa cosa a Pozzato costerà nello spogliatoio, se non direttamente adesso, uno shampoo mica da ridere da Ale Bertolucci, perché queste sono le cose che fanno imbestialire qualunque allenatore. Ale Bertolucci un po' di più. Una partita in controllo non la puoi riaprire così se hai delle velleità, poi per l'amor del cielo non va neanche tirata addosso la croce a Pozzato. Però è un modo in cui complicarsi la vita inutilmente. E quindi si ripartirà. Ivo Silva ha perso una pallina assassina da ultimo uomo, sono quelle cose che nel manuale del bravo hockeyista non possono accadere. Dopodiché 1000 applausi a Lombardi, perché poi non basta andare a fare l'1 contro 1 col portiere, devi fare gol, e lui l'ha fatto. E adesso prende coraggio e fa bene Viareggio, perché è una squadra che ha dei valori. Baggio prova a proteggere Sfera. Ivo Silva. Riba. 1,56 al termine del primo tempo. Vediamo la scelta di Bassano, se sarà conservativa, cioè mirata a preservare il tesoro del +1, oppure alla ricerca di un nuovo break. Seguiamo l'attacco proprio di Luca Lombardi, colui che ha restituito speranza ai toscani. Lion Rosi, e recupera Sfera. Mattia Baggio ha spazio davanti a sé. Pozzato voleva riabilitarsi, non ci è riuscito. Para ancora Verona sulla sassata dalla lunga del CGC. Siamo entrati nell'ultimo minuto, 47 da giocare. Ivo Silva governa il tempo e lo spazio. Baggio. Pozzato. E adesso ultimi 14 secondi, ultimo possesso Viareggino.
vuole provare a ragionare, andare proprio al tiro all'ultimo istante. Viareggio finisce qua 2-1 Broker Bassano all'intervallo col Viareggio, partita quindi apertissima. A risentirci tra pochi minuti. Abbiamo gli aggiornamenti dagli altri campi a Grosseto Tresino 2, Grosseto 0, Montebello Monza 2-1. Primi tempi ancora in corso. Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina.
Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo, arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi. Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo, arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi.
Signore e signori, ben ritrovati qui dal palazzo di Cadolfin in Bassano. Secondo tempo che sta per cominciare tra Broker Bassano, padrone di casa, e CGC Viareggio. Il punteggio vede i giallorossi avanti per 2-1. Le reti segnate da Gerard Riba dopo 6 minuti e 36. Poi il raddoppio di Joan Galbas, sempre per l'Ubroker, dopo 11 minuti e 53 secondi. Qui Bassano ha avuto l'opportunità per andare sul 3-0, palo e parata di Gomez sul tiro diretto battuto proprio ancora da Gerard Riba. Power play non sfruttato, varie parate comunque di Gomez a tenere in piedi il CGC, e poi c'è stata la sanguinosa persa di Pozzato, che vedete qua inquadrato, che ha dato là al controtempo felice e vincente di Luca Lombardi, che ha vinto l'1 contro 1 davanti a Verona e ha riaperto a tutti gli effetti i giochi. Va ricordato che Bassano non può schierare, è in panchina ma è infortunato, capitano Andrea Scucato, ennesimo infortunio di una stagione che alla voce infermeria si è rivelata subito stregata, e adesso intanto c'è il primo possesso per Viareggio. Diciamo Scucato fuori per un guaio alla coscia, l'ecografia non ha chiarito completamente l'entità dell'infortunio, potrebbe farla la risonanza magnetica prevista tra domani e martedì. E intanto Muglia va all'assalto della porta giallorossa, partita appunto, l'avevamo detto in partenza, questo è un campionato equilibratissimo, non è ogni gara, ogni possesso può fare la differenza. Viareggio che ha resistito quando infuriava la bufera giallorossa. Riba, Pozzato, Riba, e in anticipo eccellente Liam Rosi, che poi va fino in fondo. Galbas e Pozzato. Ivo Silva, non è arrivato per un soffio la correzione di Riba sulla conclusione dello stesso Galbas. Vediamo la scelta di Bassano, se era quella di essere aggressivo come suo solito sul portatore di palla, e in questo momento lo è stato. Ivo Silva. Adesso Bassano attacca sotto la propria curva, come Viareggio attaccherà sulla parte opposta, sotto lo spicchio occupato dai supporters versigliesi. Pozzato, vedremo se Pozzato riuscirà a farsi perdonare l'erroraccio che ha riportato in quota Viareggio. La rete, lo ricordiamo, al 22:01 di Lombardi, Luca Lombardi. E adesso Bassano sa che è un match che dovrà gestire diversamente, cioè provando ad attaccare, non certo a difendere il 2-1. Pozzato, Riba, un po' lunga l'assistenza di Pozzato, e infatti recupera sfera poi Viareggio con Alex Raffaelli. Tanto le curve si danno da fare benone. Samuele Muglia, Luca Lombardi, colui che insieme a Gomez ha fatto vedere le cose più significative per la formazione ospite. Bel duello fisico tra due ex compagni, Ivo Silva e
Samuele Muglia. Attenzione, bagarra, c'è uno scontro tra Riba e Lombardi. Sesto fallo per Viareggio. 6 falli Viareggio, 6 Bassano. Partita comunque corretta fino a questo momento, non ci sono state nessuna asperità. Pozzato, diceva, vuole riabilitarsi, non ci riesce nella circostanza. Di sicuro, per quanto visto nel primo tempo, il vantaggio di Bassano avrebbe potuto essere anche più largo e più pingue, ma funziona il vecchio detto: se non la imbuchi, e Bassano in questo senso non ha proprio medie straordinarie, fatica a concretizzare il tanto che produce, e allora se non le imbuchi non devi poi beccare gol, e se commetti errori marchiani ci sta anche di beccarlo il gol e ti tocca rifare quasi tutto da capo. E adesso la fucilata di Riba. È entrato intanto Barbieri, prova a dare freschezza ai suoi. Bertolucci, che sa di dover gestire i vari quintetti e i vari assetti, perché poi nel momento cruciale del match, attenzione, qua l'occasione di Muglia sull'errore in fase di impostazione, giustamente Mattia Verone dice sì, però ragazzi sveglia, perché poi un regalo va bene, poi se regali te ne dar 2 o 3, tanto stasera va in onda la sparizione delle palline. Ogni volta che la pallina, già la terza volta, finisce nel groviglio della rete, poi diventa un problema recuperarla. Adesso Aide ci riesce, il direttore di gara. Ivo Silva, Barbieri, Barbieri scambia con Riba. Ancora attacco di Viareggio, che è sicuramente uscito ringalluzzito dal gol di Lombardi, e la squadra più baldanzosa. Trascorsi 5 minuti e 25 di questo secondo tempo, che non ha riservato per il momento grandi emozioni, però è chiaro che l'emozione viene da sé nel punteggio. Gara equilibrata, 2-1. Ivo Silva. Bassano, che indubbiamente è stato molto più brillante nel match col Follonica 2 settimane fa, poi perso in volata 2-1, ma un match che Lubrocher avrebbe ampiamente meritato di vincere, lo dico senza problemi. Follonica cinico, bravo, opportunista, ma col piglio della grande squadra, e quindi non ha rubato nulla, ben inteso, però sul piano del volume del gioco, dell'intensità, dell'aggressività, Bassano aveva lasciato un'ottima impressione, che stasera ha manifestato a sprazzi in partenza, quando ha presto e bene confezionato il 2-0, ha sfiorato il 3-0, poi si è progressivamente spento, anche per meriti viareggini, va detto, e anche per una disattenzione fatale che ha riportato sotto Viareggio, che adesso ha graffiato ancora sotto porta. Riba fa leva con una piroetta, vediamo, attenzione, c'è probabilmente un cartellino, una ammonizione.
Viene ammonito Barbieri per proteste, crediamo. Viene dato fallo ai danni del Viareggio, ma ammonizione a Barbieri perché probabilmente reclamava qualcosa di più, e sapete adesso che col nuovo regolamento nel momento in cui apri bocca vieni subito sanzionato. Se poi apri bocca in maniera un filo scomposta, la sanzione è in automatico. È un modo per... non c'è più il warming, ma c'è l'ammonizione e c'è maggior severità perché gli arbitri non vogliono poi vogliono evitare di essere accerchiati. Attenzione, tra troppi giocatori che protestano, a volte sono scene non sempre edificanti, anche se capisco il pathos agonistico, a volte i nervi non è facile gestirli perché da qua sopra siamo tutti più bravi, ma poi devi trovarti nell'agone del match e non sempre tutti sono esemplari. Infatti arriva una munizione ai danni di Galbas adesso. Personalmente sono favorevole al cartellino giallo, al ripristino, piuttosto che al warming, che a volte può essere un po' ambiguo, equivoco. Ci sono i cartellini, basta utilizzarli. Poi è chiaro che i giocatori devono regolarsi. Tanto la chiamata arbitrale non la cambi mai, una volta presa non la cambi. Quindi serve a poco. Ivo Silva, il gol! Ivo Silva, giocata all style di Ivo Silva, minuto 7:02, e riesce a stappare la ripresa. Guardate, Ivo Silva prende pallina, poi con una mezza piroetta in girata acrobatica elude i difensori. Ivo Silva ha referto questa sera, ce n'era bisogno. Ivo Silva ha vissuto una stagione complicata lo scorso anno perché non si era mai capito se era un attaccante. Lui era venuto qua con le stimmate dell'attaccante da una formazione portoghese, un veterano, aveva vinto col Tomer la Coppa di Portogallo, però le cifre non erano esaltanti, mi pare in campionato, in regular season 7 gol, quindi non tantissimi, e quindi non si sapeva lo scorso anno se era un difensore o se era un attaccante. Lui faceva un po' di tutto. Quest'anno continua a fare un po' di tutto, ma con Ale Bertolucci ha avanzato un po' il suo raggio d'azione, ha anche acquisito maggiore fiducia eccetera, e ha migliorato le sue percentuali offensive. Chiaro, non è il fuoriclasse, non è il giocatore che da solo ti fa vincere le partite, ma sa essere un fattore sotto rete. E adesso serviva il guizzo di Ivo Silva. Vede adesso Bassano di non complicarsi da solo la vita, perché Viareggio non aspetta altro, avrebbe i giocatori per rimettersi perfettamente in corsa. Però una squadra che vuole crescere, e l'ha detto Ale Bertolucci, noi siamo perennemente un work in progress finché non saremo al completo e in piena condizione. E quando saremo al completo, perché quando Bassano scusa, è stato al completo non aveva la condizione atletica, le 1 o 2 partite uniche della stagione in cui è stato al completo. Adesso che sta progressivamente trovando la condizione atletica è di nuovo incompleto, quindi quando si allineeranno tutti i pianeti, a me forse ricresceranno anche i capelli, beh vabbè, e allora in quel contesto lì Bassano potrà rivelarsi per quello che è realmente. Lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo. La giocata di Tamborindegui che non riesce a insaccare, lui trova il plexiglass sulla porta perché è incredibile, sembra che ci sia uno schermo, non riesce a trovare la vena aurifera sotto rete che l'ha caratterizzato per anni. E adesso Viareggio che prova a rimettersi sotto, a riportarsi sotto.
E la curva, anche lei rinvigorita dal 3-1, che tra l'altro è stato bollato sotto la parte più calda del tifo giallorosso. Ha trovato ancora più spinta, ancora più slancio. Bassano che quindi anche sull'onda lunga dell'entusiasmo ha ripreso ad aggredire uomo su uomo. E recupero difensivo provvidenziale di Viareggio a evitare che scappasse in controtempo davanti al portiere Ivo Silva. Tamborindegui va via di slancio, botta di Barbieri, la rete di Nicolas Barbieri, e questa è una riemersione personale per Nicolas Barbieri, che ha avuto un'estate tribolatissima, intervento chirurgico, doppio intervento chirurgico e una sassata dalla lunga. Quanto ne aveva bisogno Nicolas? Siamo felici per lui. Bomba da fuori sotto l'incrocio. Quanto è importante ritrovare un giocatore che può essere un cambio di qualità, può dare garanzia di affidabilità. Felice per lui perché insomma ci stava, se lo meritava. 2 volte sotto i ferri da agosto in poi, una lunga convalescenza, era uno degli assenti del primo mese di campionato. Attenzione, una botta, adesso servirebbe anche un gol di Tamborindegui per celebrare la riemersione totale di 2 alfieri della squadra. Adesso sul 4-1 non è finita ovviamente perché manca una vita, la partita resta aperta. Chiaro, Bassano non ha il fiatone addosso sul coppino di Viareggio, però come dire, deve stare all'occhio e antenne dritte. Nell'hockey le partite si possono riaprire in un attimo. C'è l'infrazione commessa da Viareggio. Sulla rimessa c'è stato il pressing alto di Bassano che ha impedito a Viareggio di uscire rapidamente dalla propria metà campo. E Bassano, anche senza Scuccato, il proprio capitano, comincia a dare delle risposte. Ha segnato Galbas, ha segnato Ivo Silva, ha segnato Riba, ha segnato Barbieri, appunto. Manca un po' all'appello, certo, Pozzato nella circostanza ha contribuito al gol ospite, manca all'appello Pozzato e anche Tamborindegui. 2 giocatori sul quale Bassano fa grande affidamento. Viareggio pian pianino prova a riordinare le idee. In un paio di minuti Bassano ha scavato un nuovo break +3 e la curva adesso sta intonando cori di vario genere, un po' più mortificata quella viareggina, ma è il gioco delle parti. E adesso vediamo Galbas che rischia di perdere pallina, anzi la perde, è scivolato. I falli sono 7 su entrambe le sponde.
Ottavo fallo, anzi adesso di Bassano. E adesso manovra Danna, Cinquini, gran botta di Cinquini, attenzione Raffaelli, per un soffio non arriva la correzione da 10 centimetri, ci pare di Danna che ha parte colpito il palo, esce Galbas, entra Riba, è entrato anche Pozzato. Rotazioni vorticose di Bertolucci che vuole tenere alto il ritmo della squadra, non vuole cali di tensione e ha ragione, perché attenzione, proprio Riba può far partire il contropiede, preferisce poi mettersi in proprio, la conclusione però non è precisa. La pallina la recupera Barbieri, molto attivo, sono indicazioni positive queste di Bassano, che ritrova appunto un giocatore importante, e da qui il famoso work in progress a cui si faceva riferimento prima, che citava Ale Bertolucci. Pozzato, gran giocata lussuosa, ci ha provato ancora Tamborindegui, che ha un conto aperto stasera con Gomez. Seguiamo l'attacco proprio di Tambo, che preferisce scambiare con Alberto Pozzato. Ancora Barbieri, la conclusione da fuori. Intanto è rientrato Samuele Muglia per Lombardi nel Viareggio, proprio Muglia prova una palla avvelenata. Riba, solita randellata di Riba, fa valere il bicipite Riba. Bravo Verona, bravissimo qua, perché aveva davanti Elia Cinquini, ripeto, che non è uno sprovveduto, ha saputo schermargli lo specchio con perfetta scelta di tempo. Qui non è stato un errore di Cinquini, ma bisogna ascrivere i meriti a Mattia Verona, che si è opposto scegliendo proprio i tempi giusti della copertura. Guardiamo ancora, apprezziamo la giocata in serpentina di Ivo Silva. Qua la stangata di Barbieri, forse era coperto Gomez, però sì, non l'ha vista Gomez partire, era coperto, però bisogna anche imbucarla nell'angolo, non è che è una cosa poi comoda e facile a tutti, quindi meriti a Barbieri nella circostanza. Qua ci sono un paio di interventi di Verona, partita che resta aperta, 4-1 nell'hockey significa molto ma non significa tutto, quindi Bassano sa che deve stare sul pezzo, come si suol dire, perché ripeto, Viareggio ha dei numeri, ha qualità acclarate, e Bassano a rotazioni ridotte rispetto al solito deve saper incidere. Ivo Silva, Barbieri, Pozzato, Tamborindegui sta facendo un eccellente lavoro oscuro anche in fase difensiva, si sbatte. Chiaro che lui è un attaccante puro, vive per il gol,
normale che stia soffrendo le pene dell'inferno per non trovare la porta con la continuità che vorrebbe. Lui sapeva venendo qua che non poteva riprodurre le cifre e i numeri abituali perché è appunto un compito diverso, però ci teneva a incidere di più, a determinare di più, e basti pensare che nei social, la cosa curiosa, su un paio di commenti di tifosi che erano un po' critici, ma non granché, nemmeno poi tanto, insomma comunque sottolineavano un po' le difficoltà realizzative. Tanto seguiamo Pozzato che voleva provare a lasciare il segno ancora alla voce palline perse, Pozzato questa sera. E dicevamo appunto che Tamborindegui ha messo dei like e dei mi piace sul fatto qua una strana carambola, sul fatto appunto ai commenti di chi sosteneva che appunto Tamborindegui non stava incidendo granché. Un altro giocatore avrebbe reagito in maniera stizzita, lui ha detto sì avete ragione, con like, non sto facendo quello che vi aspettate da me, eccezionale, se non altro come senso di autocritica e coerenza. 9:21 da giocare, 4-1 U-Broker. Vediamo l'attacco di Viareggio che ha rimesso in pista Lombardi, l'autore della rete che ha riaperto le speranze sul 2-0, quindi 2-1 del CGC. E adesso attacco manovrato dei versigliesi. Seguiamo ancora, attenzione, rischia cartellino e c'è un giallo, ottavo fallo, mentre Bassano è già a quota 9, quindi Bassano al prossimo fallo manderà al tiro diretto Viareggio. Ecco perché la gara non può ritenersi conclusa anche proprio sull'esito finale. Barbieri. Attenzione col trasto, Ivo Silva. E adesso prova a procedere un po' di conserva la formazione giallorossa. Vuole mantenere il controllo delle operazioni, non forza. Bagar con Pozzato, contrasti vari, la recupera ancora il CGC che vuole provare un po' ad affrettare i tempi per riportarsi dentro al match. Vediamo la chiamata arbitrale a 7:36 ed è nono fallo chiamato al Viareggio, quindi adesso il prossimo fallo si andrà comunque al tiro diretto, che lo faccia l'uno o l'altra squadra, si va al tiro diretto. Attenzione, la recupera Ivo Silva che è ovunque stasera, è dappertutto Ivo Silva, presumo che a fine gara lo straccio degli spogliatoi lo dia direttamente lui. Pozzato non arriva sull'assistenza di Tamborindegui e adesso deve provare a proteggere Bassano, ma certi copioni tattici sono saltati. Questa ultimi secondi, perché è chiaro che Bassano vorrebbe chiuderla, Viareggio invece vuole riaprirla.
Entra Baggio per Pozzato nel Bassano, viene mandata a rifiatare. C'è il fallo commesso ai danni di Galba, se ci sarà il 10° fallo e quindi tiro diretto, vedremo. Si è mosso di gran carriera, era fallo evidente sulla balaustra, si è mosso di gran carriera Tamborindegui, secondo me è una voglia matta di... no, invece vuole essere Ivo Silva, ci sono delle gerarchie. Ivo Silva, ci prova Ivo. 6:23. E poi alla fine è Riba, che sarebbe il primo tiratore. Prima ha preso il palo, vediamo Riba come fa stavolta. Palo anche stavolta! Beh, incredibile! Palo di Riba, 2 pali pieni. E adesso Bassano a sperare che non debba rivedere gli spettri della paura dell'esecuzione da fermo, che a Monza sembrava scacciata via come un sortilegio. E adesso 0-2 di nuovo, due penalty che sono stati eseguiti in maniera corretta, perché non sono stati buttati via, però lì il refolo diventa a favore, non c'è stato, in particolare in questo secondo, era stato messo a sedere. Gomez, 2 tiri eseguiti in maniera opposta, prima la potenza, poi la precisione, ma semaforo rosso, era la pallina che aveva potuto chiudere virtualmente il match, e adesso che resta invece riaperto. Recupera sfera Bassano, che adesso gioca con la mannaia del 10° fallo. Attenzione, c'è Bagar, è rimasto per terra un giocatore del Viareggio, c'è stato un contatto, ci pare si tratti di Mura. (4:50 da giocare nella fase calda del match), 4:52 anzi. 4-1 Bassano, che non riesce a chiudere la contesa ancora. Ha avuto l'opportunità con Riba. Pallina che viene recuperata da Tamborindegui, non riesce a chiudere il contropiede, anche perché poi c'era la difesa di Viareggio che era rientrata, puntuale, bravo Mattia Verona a sventare l'agguato. Mattia è un ragazzo, lo diciamo, in costante lievitazione, anche qua siamo felici per lui, perché qualcuno aveva delle perplessità quest'estate, invece è un giocatore che, chiaro, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di sentire addosso un po' di... C'è intanto il 10° fallo, lo commette Baggio, 3:49, 3:51. E adesso il 10° fallo va a battere la punizione, può un po' provare a riaprire decisamente i giochi il Viareggio. Lubrocher Bassano adesso chiama time out perché è palese che Bertolucci ci voglia parlare su. Non ci pare particolarmente soddisfatto dal linguaggio del corpo Bertolucci. Guardate qua, Riba, tutto giusto, però la conclusione non è stata
impeccabile, ha preso il palo. E adesso seguiamo l'esecuzione del Viareggio, che proverà a rimettersi in gioco. Muglia, uno che l'assa lunga. Muglia contro Verona. Vediamo Muglia, cliente scomodissimo. E Muglia fa gol e Muglia segna il 4-2 a 3:49 e quindi esattamente al 21:11 4-2 e la partita a questo punto si riapre. 3:46, 3:49 sono un'eternità. Adesso presumo che Viareggio vada alla caccia continua della sfera. Qua serve gestione attenta da parte di Bassano. C'è il fallo. Galbas reclamava il fallo, però non è stato assegnato. Infatti è stato il conciliabolo con l'arbitro Rago. È chiaro che Bassano giocherà anche col cronometro a questo punto. Para ancora Verona. Vediamo la chiamata arbitrale. 3:12 da giocare e adesso saranno lunghi eterni. La conclusione da fuori, recupera Bassano, Pozzato, Galbas, Ivo Silva, l'invito a ragionare adesso che arriva dalla panchina giallorossa. Ancora Galbas, raddoppio su di lui, esce elegantemente Joan Galbas, Tambo, Pozzato e adesso è Viareggio a essere molto aggressivo, come giusto che sia, deve andare a caccia della sfera. Bassano prova a allearsi col cronometro. 2:24. È stato l'11° fallo di Viareggio, attenzione. Possesso viareggino e adesso sarà Bassano a chiedere l'anticipo difensivo di Galbas, che però dopo chiede troppo a se stesso. Muglia, Tamborindegui sull'attacco di Lombardi, Riba, Ivo Silva. Siamo entrati intanto negli ultimi 2 minuti di gioco, 1:45 per la precisione. C'è forse un fallo che non viene chiamato ai danni di Tamborindegui e il palazzetto capisce comunque che è un momento lo stesso in cui stare vicini alla squadra e chiama l'appoggio dell'intero palazzo. 1:19 da giocare e il pubblico risponde alla chiamata della curva. E recupera, però la fase difensiva di Bassano è ragguardevole perché c'è grande intensità.
e c'è il gol di Ivo Silva. Eravamo leggermente coperti. Ivo Silva a 1:02 dal termine firma la doppietta personale, chiude la faccenda. La giocata sull'assist di Pozzato, ci pare, sì, Pozzato per Ivo Silva. 23:58, Ivo Silva doppietta per lui su assist di Pozzato, e adesso sì, il match è in ghiaccio, però è chiaro che c'è una botta. Bassano non intende subire altre reti e quindi doppietta di Ivo Silva, Galbas, Ribe e Barbieri nel registro dei marcatori, Muglia e Luca Lombardi in quello viareggino. Punteggio che rende già più l'idea della differenza vista in pista questa sera. Siamo entrati negli ultimi 20 secondi, ne mancano 14 in questo momento. Ivo Silva, vediamo se vorrà andare fino in fondo. Il gol di Joan Galbas, ci pare, o forse di Vendata Tamborindegui. Tamborindegui ci pare, vediamo. Sì, è il gol di Tambo che lo aspettava da una vita. A 8 secondi dal termine, 6-2. Tamborindegui viene festeggiato dai compagni, ha fatto lo smash finale, se lo meritava. 6-2 Tamborindegui su assist di Joan Galbas, che poteva andare in gol, ha capito il momento del compagno, l'ha mandato a rete, non si è fatto pregare. Gol anche per Tambo, meglio così. Finisce 6-2, Ubroker Bassano batte Viareggio, cosa più importante, l'Ubroker decolla al quarto posto, certo assieme a Follonica, ma intanto è quarto posto per una squadra che doveva stare nei primi 5 in estate, secondo i programmi, e con 1000 intoppi, 1000 peripezie è comunque quarta. È una squadra che ha ancora dei margini di crescita secondo me smisurati. Per il momento è tutto, signore e signori, buona serata.